Nel cuore di Alessandria, una donna camminava per le strade affollate, avvolta da una bellezza capace di far smarrire la mente. Il suo nome era Maria e la sua vita era un vortice di piaceri effimeri e promesse spezzate. Non conosceva il rimorso, né sapeva cosa fosse il vuoto che cresce silenzioso nell'anima. Ma un giorno tutto cambiò. Sentì parlare di un pellegrinaggio verso la città santa, un viaggio di speranza per chi cercava Dio. Spinta dalla curiosità, si unì ai viaggiatori, senza pensare al motivo di quel cammino. Sapeva di essere bella, sapeva che uomini e donne la guardavano, ma non sapeva ancora che il destino le avrebbe riservato una prova inaspettata. Giunta alla chiesa, provò a varcare la soglia, ma una forza invisibile la respinse. Tentò ancora, ancora e ancora. Nulla. Una barriera impalpabile, impassibile, la lasciava fuori. In quel momento sentì nel petto un dolore mai provato. Non era un muro di pietra a fermarla, ma il peso del peccato che stringeva il suo cuore. Alzò lo sguardo, vide un'icona della Vergine. Non aveva mai pregato davvero, ma in quell'istante, con lacrime che le bagnavano il volto, sussurrò parole sincere. Chiese perdono, chiese un nuovo inizio. E quando si rialzò, sentì un vento leggero accarezzarle il viso, come se qualcuno le avesse sfiorato l'anima. Entrò nella chiesa senza ostacoli e in quel luogo sacro seppe che doveva lasciare tutto. Prese 3 pani e si addentrò nel deserto. Il sole ardeva impietoso, la sabbia bruciava i piedi nudi, il vento ululava storie di solitudine. I giorni divennero anni, gli anni divennero decenni. Il cibo si esaurì, il corpo si fece fragile, i capelli crebbero fino a coprirla come un manto dorato. Ma l'anima si fece leggera, libera. Un giorno un uomo apparve all'orizzonte. Era un monaco. Portava con sé la voce del mondo che lei aveva lasciato. Raccontò la sua storia con parole semplici, con occhi pieni di luce. Chiese di ricevere la comunione. Il monaco promise di tornare e quando mantenne la promessa, la trovò ancora più vicina a Dio. L'ultima volta che tornò, trovò il suo corpo senza vita, adagiato sulla sabbia come se dormisse. Accanto a lei un leone. La belva, docile come un agnello, scavò la terra con le zampe per darle sepoltura. Il monaco comprese di trovarsi davanti a un miracolo. Raccontò la sua storia ovunque andasse, e così il nome di Maria divenne eterno, come il vento che attraversa il deserto, come la luce che non si spegne mai. Secondo la tradizione, tramandata da antiche leggende di origine cristiana, Maria era una donna di straordinaria bellezza proveniente da Alessandria d'Egitto. Ancora giovanissima, lasciò la casa paterna e visse per anni come prostituta. Poco prima dei 30 anni decise di unirsi a un gruppo di pellegrini diretti a Gerusalemme, spinta da semplice curiosità. Tuttavia, giunta davanti al Santo Sepolcro, una forza misteriosa le impedì di entrare insieme agli altri. Solo allora comprese che la causa era la sua vita peccaminosa. Dopo aver pregato la Vergine davanti a un'immagine sacra, fu finalmente in grado di accedere al luogo sacro, promettendo di ritirarsi nel deserto per fare penitenza. Ricevette in dono 3 monete con le quali comprò 3 pani. Poi attraversò il fiume Giordano, spinta da una voce interiore che le aveva promesso la salvezza. Da quel momento visse in solitudine, conducendo una vita ascetica in una grotta. Anni dopo, un sacerdote di nome Zosimo la incontrò per caso e venne a conoscenza della sua storia. Maria era ormai completamente coperta solo dai suoi lunghi capelli e i pani che aveva portato con sé erano induriti, ma miracolosamente non le era mai mancato il cibo. Espresse il desiderio di ricevere l'Eucarestia e chiese al sacerdote di tornare l'anno seguente durante il Giovedì Santo. Quando egli tornò, la trovò ad attenderlo, dopo che aveva attraversato il Giordano camminando sulle acque. Questo episodio legato alla comunione finale di Maria assunse grande rilevanza nell'arte religiosa, in particolare durante il periodo della Controriforma, per il forte richiamo ai miracoli eucaristici.
Nelle rappresentazioni più tarde, la santa appare come una donna molto anziana, segno del lungo tempo trascorso in penitenza. Dopo quella comunione, Maria morì. Quando Zosimo tornò un anno dopo, la trovò senza vita. Non sapendo come seppellirla, fu aiutato da un leone che scavò la fossa e poi scomparve. Proprio questo animale divenne uno dei simboli iconografici associati alla santa, insieme ai suoi lunghi capelli e ai 3 pani.